Buongiorno e buona domenica da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Una Gemona incredula e in lutto per la scomparsa improvvisa di Ciro Baldissera, il 67enne in pensione ex dipendente dell'Enel. Era molto noto in tutta la regione per la partecipazione a diverse manifestazioni con le sue festose polente preparate con lo spoiler portatile, per la presenza in numerosi eventi e festeggiamenti in qualità di volontario. Ieri sera attorno alle 20 stava viaggiando sulla Pontebana quando per causa in corso di accertamento all'altezza di Ertegna si è ribaltato con l'auto che ha finito la sua corsa a lato strada. Ferito in modo grave l'uomo che viaggiava con lui sul sedile del passeggero. Sono stati immediati i soccorsi ed estrazione delle due persone dalle lamiere accartocciate dell'auto, ma per Baldissera purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il cordoglio questa mattina viaggia sui social, dove in molti hanno espresso il dolore per la sua scomparsa, postando video e foto di Baldissera sempre sorridente, intento a preparare le sue gigantesche polente, come abbiamo visto dalle immagini in questa intervista che avevamo realizzato in occasione di un Giro d'Italia. Aveva creato e inventato la polenta rosa che aveva portato in numerose tappe della corsa nella nostra regione. Due alpinisti sloveni sono stati recuperati al rifugio Corsi dopo che non avevano fatto rientro ieri sera al Pellarini. Si erano rifugiati lì per il maltempo. Un altro intervento questa mattina lungo il sentiero che porta alla Mariana, dove un uomo dopo un mancamento è caduto. Erano le 23:30 di ieri sera quando la stazione di Cave del Predil del soccorso alpino è stata allertata dal gestore del rifugio Pellarini per il mancato rientro di una cordata di alpinisti da Lubiana, un uomo di 50 anni e una donna di 35 che erano partiti alle 5 del mattino per andare a scalare la cima del vallone dalla valle del Rio Freddo. Fatte le adeguate valutazioni e considerato il maltempo, le ricerche sono iniziate questa mattina alle 5:30 con 10 soccorritori della stazione di Cave del Predil assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza di Tarvisio e ai vigili del fuoco. L'elicottero della Protezione Civile ha imbarcato i primi 3 tecnici per una prima rotazione di perlustrazione ai bivacchi in Carnizza di Rio Freddo, al bivacco Cai Gorizia in Alta Valle di Rio Bianco e al bivacco invernale del Corsi, ed è proprio qui che i 2 alpinisti sono stati ritrovati. Si erano rifugiati per il sopraggiungere del maltempo e hanno riferito di aver tentato in tutti i modi di avvisare il gestore via telefono, ma senza riuscirvi. I 2 alpinisti stavano bene e hanno scelto di rientrare in autonomia al rifugio Pellarini. Attorno alle 9 di questa mattina un uomo si è sentito male durante la salita al Monte Mariana, quota 1200 metri. È stato raggiunto lungo il sentiero dai soccorritori della stazione di Fornia Voltri, tra i quali c'è un infermiere, dalla Guardia di Finanza e dai vigili del fuoco. L'uomo, della zona del Tolmezzino, era caduto in seguito a un mancamento e ha subito qualche contusione. Si è ripreso all'arrivo dei soccorritori che l'hanno imbarellato e trasportato a valle, da lì poi in ambulanza all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti. A chiamare i soccorsi erano stati i suoi compagni di escursione. I costi dell'energia spaventano famiglie e imprese. Per quanto riguarda queste ultime, alla Pitini di Osopo è stata annunciata la cassa integrazione a partire da domani e fino al 2 ottobre. Il presidente di Confindustria, Gianpietro Benedetti, lancia un appello alla politica. Il nuovo record del gas spaventa le imprese. Il governo Draghi studia il rimedio per evitare un autunno di ristrettezze. Per le famiglie e le prese con bollette sempre più pazze. Il rischio però è già concreto fin da subito. Alcune aziende, in particolare quelle energivore come carta, legno, acciaio, stanno valutando di non riaprire il ritorno delle vacanze, semplicemente perché non conviene. È il caso della Pittini di Osopo, dove si sta valutando la cassa integrazione. La richiesta riguarda fino a un massimo di 751 dipendenti e potrebbe partire già da lunedì prossimo fino al 2 ottobre. A essere interessate potrebbero essere le produzioni relative alle linee di lavorazione sia a caldo sia a freddo. Il tema preoccupa molto Confindustria Udine. Il presidente dell'associazione Gianpietro Benedetti lancia l'appello alla politica. Il costo praticamente rispetto al giugno dell'anno scorso le aziende energivore lo hanno aumentato di circa 10 volte. Questo compromette la competitività. L'impatto sugli ordinativi degli aumenti dei costi lo dovremo vedere, credo, fra 2 o 3 mesi. Probabilmente alcune attività dovranno ridurre le produzioni, ridurre le forniture. Ed è auspicabile che il prossimo governo abbia le persone competenti per poter gestire questa situazione.
Ritengo che qualsiasi governo ci sarà obbligato a percorrere la cosiddetta agenda Draghi, che alla fine era un'agenda concordata con l'Europa per ottenere i finanziamenti, i fondi, eccetera, eccetera, eccetera. E credo che questa debba essere perseguita per evitare situazioni ancora più problematiche. E restando al mondo del lavoro, continua lo sciopero a oltranza che è iniziato ieri in segno di solidarietà di tutte le maestranze delle imprese portuali relativamente alle attività portuali connesse a Wärtsilä Italia. Così ha proclamato FILT CGIL, FIT CISL, Will Trasporti, UGL Mare. L'obiettivo è creare un presidio in modo da bloccare il trasferimento di alcuni motori prodotti nello stabilimento di Bagnoli della Val Rosandra della Wärtsilä, che dovrebbe essere caricati su una nave nello scalo triestino perché li consegna alla Daewoo. Si tratta di 12 motori pronti e già portati nella zona dello scalo. Sono state consegnate ieri agli studenti meritevoli del Malignani le borse di studio, a donarle alcune aziende e realtà del territorio che con questo gesto, afferma il dirigente Carletti, dimostrano di credere nei talenti friulani e nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Abbiamo chiamato i ragazzi meritevoli di essere premiati dai nostri sostenitori, dalle aziende, dalle associazioni, da liberi cittadini che offrono borse di studio per premiare ragazzi lodevoli che hanno percorso lodevolmente il loro itinerario scolastico. Questi ragazzi sono i migliori del Malignani. Sono di tutte le classi, dalle classi prime alle classi quinte, e abbiamo con questo rappresentato un apprezzamento anche per i ragazzi più giovani che entrano a volte con difficoltà nella scuola, ma che nel giro di qualche mese riescono a controllare quello che devono, che è il loro lavoro. È importante farlo perché rimane sempre una quota di dispersione scolastica nel corso dei 5 anni che vorremmo sconfiggere completamente. La dispersione scolastica nasce spesso da un abbandono. Io ho lodato molto le famiglie che sostengono i ragazzi, perché la presenza della famiglia nel successo del ragazzo deve essere una costante e deve essere una questione sistematica. Non può un ragazzo farcela da solo a età tra i 14 e i 19 anni. Grande riscontro di pubblico con corse da Trieste esaurite da settimane per iniziativa in viaggio con l'ETR 252 Arlecchino, il treno storico simbolo del boom economico degli anni 60 che restaurato e modernato è diventato un veicolo per promuovere e valorizzare il trasporto ferroviario anche in ambito turistico. È partito questa mattina dalle 8:30 da Trieste diretto a Gemona, dove poi i passeggeri hanno raggiunto San Daniele, quindi area di Friuli Venezia Giulia, con un bus navetta incluso. Lo scopo delle 3 corse del treno è promuovere e valorizzare il trasporto ferroviario anche in ambito turistico. Il treno è rimasto visitabile nella sosta di Gemona al binario 3. Il progetto Fish Very Good sbarca questo weekend a Marano. L'iniziativa rientra nel piano di sviluppo locale del gruppo Azione Costiera FVG creato dall'Unione Europea come uno strumento per garantire uno sviluppo equilibrato del settore della pesca con rispetto per le risorse marine e ambientali. Siamo a Marano Lagunare per un weekend dedicato alla pesca e all'acquacultura nell'ambito del progetto Fish Very Good FVG, fresco, vicino e genuino, per la promozione del prodotto ittico locale e per valorizzare i luoghi di pesca. Il programma con show cooking, prodotti ittici del territorio, e tour guidati e uscite in pescaturismo e le visite nei musei e nelle valli da pesca. Il GAC del Friuli Venezia Giulia è ormai 10 anni che fa la sua attività. Gruppo di Azione Costiera, questa è l'attività che fa, è sviluppato sostanzialmente verso i pescatori, il loro modo di pescare, le loro tutele, il loro incremento, promuovendo filiere corte, facendosi carico di tutta una realtà anche nell'ambito turistico, come oggi stiamo proponendo. Detto questo, noi siamo quelli che in qualche modo utilizzano dei fondi sia europei, sia del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sia della Regione. Proviamo a far sì che questo mondo difficile che è quello della pesca possa continuare, possa avere uno sviluppo, possa avere delle attività ancora da proporre.
Ci spostiamo ad Amaro, sede ufficiale di EIOF, che ha ospitato l'incontro tra i sindaci dei comuni coinvolti in questo evento sportivo invernale giovanile multisport che sarà nella nostra regione dal 21 al 28 gennaio prossimo e che vedrà la partecipazione di atleti dai 14 ai 18 anni da 50 paesi. Importante questa riunione oggi fatta con i sindaci, quindi col territorio della nostra regione, perché l'idea di fare i giochi EIOF non in una sola località ma nelle località sciistiche ovviamente della nostra regione, sarà coinvolto anche la città di Trieste e quella di Udine e quindi la regione unita, diventa fondamentale attraverso la collaborazione di tutte le istituzioni, il mondo dello sport che rappresento, il mondo dello sci in particolare, la regione ma anche i territori, quindi la partecipazione dei sindaci oggi, il loro entusiasmo che sommato a quello del mondo dello sport, credo sia una garanzia per la buona riuscita della manifestazione che avremo tra 5 mesi nella nostra regione. Manifestazione di livello internazionale, europeo, una piccola Olimpiade che vedrà ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni cimentarsi, i più bravi dai 14 ai 18 anni cimentarsi nelle varie discipline olimpiche e non dello sci, della neve diciamo. E restando allo sport, Elisa Vittozzi è regina dello sprint ai campionati mondiali estivi di biathlon, reduce dal secondo posto di venerdì nella super sprint a Ruhpolding in Germania, alle spalle della Wierer. La sappadina è stata ieri la migliore in assoluto e ha vinto la 6 km con 2 secondi e 4 sulla ceca Davidova e 23 secondi sulla svizzera Hekie e la slovacca Fialkova. La Wierer è giunta settima, per Lisa un errore, mentre le colleghe di podio sono state perfette con un 10 su 10, dunque uno stato di forma perfetto per la 27enne sugli ski roll, come ha dimostrato anche il miglior tempo parziale. Ci fermiamo qui per questa edizione, l'informazione torna come sempre questa sera alle 19. Buona domenica, buon proseguimento di giornata a voi, arrivederci.